Una sinergia tra la Fiera di Cagliari e l'Anci Sardegna che ormai è consolidata da 4 anni. Siamo in compagnia del direttore regionale dell'Anci Sardegna, Umberto Oppus. Quali sono le novità di quest'anno? La novità sostanziale di quest'anno è che, giunti al quarto anno, si è deciso di perseguire una collaborazione con la Fiera, esaltando i comuni attraverso una forma innovativa che è quella dell'unione e dei consorzi. Quindi la proposta che quest'anno ANCI e Fiera propongono è quella di un viaggio in Sardegna attraverso i progetti migliori, una sensieristica migliore che i comuni hanno saputo valorizzare in forma associata. Una novità assoluta che viene resa bene da quelli che sono i percorsi dei Fenici, i Sentieri del Grano, i Sentieri del Delfino, che nel padiglione assegnato a Fieranci propone una serie di aspetti molto curiosi e sicuramente di suggestione per i visitatori. Quanti consorzi e quanti comuni hanno aderito all'iniziativa? 5 i consorzi, 43 i paesi coinvolti che hanno esposto o in forma singola o in forma associata, che propongono alcune realtà della Sardegna, dalla Trecenta, al Sarcidano, all'Oristanese, alla Bassa Marmilla, al Parteolla, in un dimensionamento della nostra Sardegna attraverso aspetti curiosi o comunque conosciuti per alcuni versi. Cito solo il Sentiero del Grano, che propongono nella fiera un percorso legato non solo a quello che è la produzione, ma a quello che è poi la sua valorizzazione dal grano al pane attraverso suggestioni di un passato che oggi non c'è più e che noi vogliamo far conoscere per quello che è. Quindi una Sardegna a 360 gradi, quindi anche aspetti inediti di piccoli scorci della Sardegna spesso sconosciuti agli stessi sardi. Aspetti secondo me molto inediti. Cito solo il caso dell'Unione dei Fenici che propone qui nello stand dell'Unione dei Fenici due particolarità. Una sono i fassonis, addirittura alcuni lavorati qui in sede, e l'aspetto della presentazione per la prima volta delle anfore puniche fenici trovate al largo del mare Santa Giusta. Quindi curiosità ed emergenze archeologiche di alto livello che moltissimi sardi ancora oggi non conoscono. Tra le novità di quest'anno anche la possibilità di sollecitare incontri istituzionali. Vogliamo raccontare quali saranno gli appuntamenti, il prossimo previsto per il 30 di aprile? Sì, abbiamo preferito quest'anno abbinare non solo l'aspetto degli stand, quelli della nostra esposizione, ma un aspetto molto importante, quello degli eventi di un'importanza fondamentale per la vita dei comuni e per l'ANCI in particolare, che hanno avuto inizio già oggi appunto con questo incontro sulle unioni dei comuni e che il 30 di aprile vedranno un momento che, primo in assoluto, della elezione del primo coordinatore di ANCI Giovane, un sindaco, un assessore del consiglio comunale tra i 18 e i 35 anni che appunto vedrà per la prima volta la sua nomina qui alla fiera. Altri appuntamenti? Il 2 abbiamo un altro incontro istituzionale ANCI Regione Sardegna con tutti gli ufficiali della società civile della Sardegna, questo progetto sull'anagrafe assistita, mentre il 7 di maggio altro appuntamento tra i comuni e le Proco per discutere del problema annoso dei diritti dovuti alla SIAE, mentre il 3 pomeriggio avremo un momento dedicato a quello che sono le politiche sociali. Thank you.